Deus eu Lorenzo Fadda, superiore de Sartieri de San Michele Stampagi, e succede che suo padre Botta, gesuita, è arrivato e ci ha obbligato a tirare fuori la statua dell'Onis per la processione. Siamo andati a cercare gente, a questionare Deu e nonneri Gianni Agnesa con gli altri confrati, Sant'Efisio, San Giovanni, San Giacomo e Merabrugio. Mizzerio Antonio Neri, detto Ennio, sono responsabile dei simulacros della circonfraternita di San Michele. Tutto nasce una di che abbiamo festeggiando la grande riuscita della festa. Abbiamo fatto una festa magnifica, bellissima, tutto contento su questa grande festa. Vi abbiamo invitato su padre gesuita, su padre Botta. Ma padre Botta ha visto questa veste ho spazio, bella, bella. No, però si deve domandare una cosa. E no, si voglio domandare, mi va questa processione. Padre Botta, ma non si può domandare, devo fare birra, devo cazzottare, devo in mezzo. Ma non deve una processione, ma si sta offendendo. No, no, voi siete proprio nati per fare la processione. E chi ne si domanda a questo elemento se fa questa processione? E invece che hanno domandato, non c'è stato uno che hanno detto no. Tutti sì. I miracoli. E quindi io faccio la processione, non solo se è diventato pure meno importante, ci punti confraternita, che si dinarà che non andava snoso, soffenditi in mera, ci apprezzano anche, ma molto. Provate a chiedere in giro. È una processione che era importante per me, innanzitutto perché faccio parte del suo gruppo che si occupa di portare la Madonna della Dolorara, che è la Madonna, su simulacro più importante, dei rotti simulacri che vengono portati. Non scaresci che l'artista che ha ricreato questo simulacro comunque è un artista sardo, che si chiama Antonio Lonis, che nasce in Senorbi. E quindi depunai che questa processione da intendo particolarmente mia, da quando da Sovvaendi, depunai che è una cosa che mi appartiene in mera, poiché questa processione del suo quartiere andi a Pubivio e andi praticamente a frequentare gli amici, se sono cresciuti in pari e mera di questi amici che noi facciamo questa processione, mi sono riagattato in questa processione, in questa congregazione. Teniamo un modo di visitare praticamente tutte le chiese di Stampagi, di Castel de Susu, di Villanova e di San Marina, e quindi depunai che per me è un'esperienza mera positiva. Può essere Stampagino due pisessi. Uno si intende Stampagino, poi tenere le radici in un'area
più bella della città di Cagliari. Io non penso che ci siano quartieri meglio di stampaggi in Castello. Io mi chiedo Stefano Scano, sono il vicepresidente della confraria della solitudine, in suo quartiere di Bidano, in Chiesa di Santuani. Noi, dei 400 anni, abbiamo portato avanti questa tradizione di processioni di Cira Santa. E speriamo che questa giornata di Dio, di seguire e di passare questa mano a qualcun altro che viene bene dopo di noi. Io sono Mauro Branca, sono il capomassa dei cantori di Santuani. I cantori di Santuani sono i cantori che cantano in pari per la confraternita della solitudine, possa girare santa, su Gianavara Santa e su Savuro Santo. E noi siamo cantati in 100 a cantare e siamo divisi in 5 voci. Cantavo, come tapponavo prima, possa la confraternita della solitudine e incominciamo a cantare come incominciamo a guarissima. Poi 40 disi, tutti si impari, pippius, mannus, beccius, ricus, poverus, malus e bonus, tutti si impari a cantare. Noi siamo contenti di questo che facciamo e mi bolli Dio che su che facciamo era a seguire in tempo che arriverà. Noi teniamo l'idea che su che teniamo è una prenda, è preziosa. E usa bolli che su che facciamo era a seguire e poi seguire serve più. Una volta noi quando cominciamo a cantare, facciamo in meras, tutti i picciochetti del Surrioni, ci diventa meras, picciochetti del Surrioni, veniamo a cantare. Quando Dio abbiamo detto sul gruppo dei sopranini, su Sicilianta, facciamo fino a 50. Oggi non teniamo i propri numeri, e siamo preoccupati perché temiamo che in futuro non ci sia più cantori. Si serve il ricambio. Noi siamo mera orgogliosi di ciò che facciamo e ci verrà Francesco Azia perché voleva bene a questa città di Castello, si vuole sentire questa voce di Castello e suonare vai a ascoltare questo, vai a ascoltare quest'altro, una delle cose che non di ascoltare, vai a ascoltare i cantori di Cira Santa, che vuol dire questa voce di Castello.
In questa confraria sono circa 150, 100 uomini e 50 femmine. Questa confraternita tiene quasi 500 anni di anzianità. È stata fondata in prima metà del 1500. È una confraternita che è stata mera importante per Castello e per tutti i castellai. È connota principalmente per il rito del 1° maggio, dove si accompagna Sant'Efisi allora per sciogliere la promessa che è stata fatta dalla municipalità di Castellai in 1652 per liberare Castello della pestilenza. Questa confraria è mera importante per Castello, per i castellai e tra le tante cose che fare c'è su tutte le processioni della Gira Santa. La Gira Santa che mi sentia con commozioni di tutti i confrari e di tutti i castellai. Ci sono diverse processioni che si fanno per la Gira Santa. La prima è sul giro dei 7 Iglesias che si fanno in Giovia Santa. In Giovia Santa si porta a Sant'Efisi in tutte le principali Iglesias castellaias fino a in Saseu in Castel de Susu. Questa è la seconda promessa che ha fatto la città di Castello a Sant'Efisi, poiché nel 1700 hanno avvelenato i puzzi della città e Sant'Efisi vi era comparso in suo sonno a suo viceré e era appunto svelato che i puzzi siano stati avvelenati. La seconda processione è la processione del screvamento. Si indibogara che si fa in cena parasanta. Si indibogara Gesù Cristo della croce, si pone in salettica sua e si porterà in processione in tutte le arrugas de stampacci. Su domenico de Pasca si fa la processione dell'incontro. La processione dell'incontro è fatta con la chiesa parrocchiale di Sant'Anna. De Sant'Efisi muovere Gesù Cristo risuscitato, mentre invece della chiesa di Sant'Anna muovere Nostra Signora. Le processioni si incontrano in Subrugo o in Sapassillara, come vi ha connota dei castellai. E un'altra processione che si va, si incrasi sull'Unisi, si porta da Sant'Efisi in cattedrale, sempre in Saseu. Questo è il ricordo del suo bombardamento francese alla città di Castello. In occasione di questa ricorrenza, Sant'Efisi muove l'Egresia a Mengianedo, arriva in Saseu, si celebra la San Missa e poi si torna in noi in Egresia sua. In questa dì si fa pure la benedizione dei boisi che hanno portato su goccio di Sant'Efisi su 1° maggio.
Deosio Ignazio Costantino, in sa compraria del 1980, e ha ricoperto tanti titoli noi, presidenti, terzo guardiano, collaboratore del commissario degli vescovili, e attualmente impara a amico e fraterno Episio Zanna, terzo archivio storico della compraria. In questa compraria c'è un documento antichissimo, che parte del 1940 senza a oggi, e c'è un documento che c'è proprio della Gira Santa, dove si attesta da chi questa compraria ha sempre fatto voto di Sant'Epis, per la Gira Santa, portando soltanto a conto le screzi, le arrughe di Stampaggi, di San Marino, di Castel di Suso, di Bidanoa. E poi questi santo che tiene un ricordo importantissimo per Castello e per Sardegna. E questi Sant'Epis non siete solo protettori della provincia, ma è pure il santo che ha fatto l'intervento miracoloso per la Sardegna. Savesti, Santeco Francesco. Punto cose di scaresci, molte cose importantissime. Gli scacciatai mi portano uscenti queste cose. Su San Pagino mi attaccavo a Sant'Episi. E quando noi abbiamo celebrato Sant'Episi, San Pagino è sempre pronto a seguire sul santo. Dopo questa festa, a Santiga, si arruga chi fa il monumento. In 6 giornate Sant'Episi, si va all'ultimo. Poi è sul ricordo dei gusti che ha fatto Epesi in questo periodo. Poi sa città era impestata di tante malattie e tante scalenture malarias e invece non pensa che sapesti portare il sacerdotesco della capra. E questa sorella in Santa è più fare qualcosa che venga a città si ha protetto questa città. E chi me lo dà Sant'Episi, Bonaria e Saturno vuole dire queste cose di Arici. E per messo in processione un ringraziamento. E di anno in anno ogni compraria, Santo Iaco, Santo Anni, e noi abbiamo il processo in Cira Santa. Santo Anni porta su Cristo in Castel de Suso, Santo Iaco passa la processione sua, e noi spesa nostra. Su Giove su Cristo morto, su Giove sette chiese, è toccato i quartieri di Castello. San Marino, Castel de Suso, Bidanoa e torna in Stampaggi. Ma Epesi è importantissimo, molto importante Epesi. Poi in questa storia, su santo che ha lasciato un ricordo importantissimo. Tant'è che Epesi, tornamenti per lo mio. Epesi, a me gusto. Epesi, è un santo che questa gente non si scaresce, è un santo che viene sempre acclamato questa gente. E noi, come comprare, per il obbligo di si portare innanzi questo discorso della compraria, di portare innanzi per questa gente che è Efesi. Poi senza di esso noi non mica ci vediamo in noi. Poi Efesi ha dato un impulso non indifferente a questa città e a questa compraria. E noi, quando vestiamo in processione, specialmente in Cira Santa, vestiamo consapevoli di portare Epesi in Sugoro e Epesi per la città di Castello. Sul nome mio è Serio Giovanni Paolo Mureddu, sono presidente di questa venerabile confraternita, in cui come ti biesi, come ti sono già i vostri, siamo in preparazione di questa passione che dobbiamo fare a Napoli, che abbiamo con questa processione dei Santi Misteri, che girava 7 chiese in Castello per portare su questa passione di Gesù Cristo.
sa gira dopo ripeteus praticamente sa gira santa, sa gira santa che si va. Su mercoledì vestiamo sa Madonna a lutto, e su Giovia crocifisseus Gesù Cristo, noi in sagresia nostra du crocifisseus e poi du vegliaus porotus su Miri, su un crasi poi du allesteus e ci portaus in processione tipo su interro, do portaus a San Lucifero e do lassaus un gone, accompagnaus con su coro des cantores chireneus, che i cantores che va, i canzoni che vaeus rappresentano sia sa passione e sia tutto su che riguarda dessa crocifissione e dessa passione di Gesù Cristo. Poi noi do lassaus a San Lucifero, questo su Cristo morto, di cantaus sa canzoni ovviamente che si rappresenta la crocifissione, e poi su un crasi a mangiare sotto mese andiamo a fare scravamento. Questo scravamento è est, noi dobbiamo usare questa croce che noi abbiamo fatto su Giovia e dopo noi un salettiga è sul letto di Gesù Cristo. No? Poi noi siamo acabati questo procedimento di scravamento, andiamo con suo gruppo, con sua Dolorada, con sorelle, con tutti i cantori, andiamo a andare a piegare, andiamo a San Lucifero, dove causa Gesù Cristo in salettica sua e fai su giro di questa processione e portaus a sagresia da nostra, che è questa. Lo lasciamo su noi, poi ovviamente sui fedeli, a chi ne vogliono un frore, a chi ne vogliono un voto, a chi vogliono roccai, e questa è una cosa che rappresenta Castello, su Villanova, su quartiere di Villanova, si rappresenta e noi che stiamo facendo questa procedura e siamo orgogliosi di mandare avanti questa tradizione e speriamo che questa tradizione che è secolare sia andare avanti, che questi giovani chireneosi, che molti benendi, continuino a fare questo che si fa di noi. Sono Maria Dolores Fornari, sono una consorella del Serci Confraternita del Santissimo Crocifisso. Sono 40 consorellas. Beneus noi per preparare questa Madonna, quando depeus bissiri in settimana santa e in gira de passioni. Bisteus sa Madonna su l'unisi, posta processioni che vaeus poi su Genavara, da bisteus con i colori di questa passione, su arrubio e su celeste. È una cosa che tocca al suo coro, è quasi difficile da spiegare, tanti è una cosa profonda, bene di noi può ci credere in questo che è facendo. Quando vai questo ritus che poneus Gesù in croce, da billaus. E commenti che isso sia in noi, mezzo a noi, commenti che ci sia su morto. Do preparaus con i frori, le candelas, do pregaus poi sa giuriri a noi, a tutti, e siamo orgogliosi di portare in processioni in altre chiese.
fratello di questa associazione, di questa confraternita, e faccio parte dei Cantores di Santiago. Teniamo ognuno di noi un ruolo ben definito nei cantori, sopranetti, il secondo soprano, i tenori, il secondo tenore e i bassi. Ci sono i cantori di Ripietro, cantori ressi, il Zascarisciuro. Noi si presenta uno cantore che prima era più giovane di me e poi mai fa sua. Salve a tutti, mi chiamo Nicola Mura, sono confrati e un cantore orgogliosamente di questa confraternita. Porto con grande orgoglio questa tradizione a Nantisi. I parenti si mantengono sempre noi ci sono dei vitichetti, addirittura cantiamo 3 girate di vira, quindi insomma è una cosa molto importante per me e per noi. Porta questa tradizione a Nantisi. Siamo un bello gruppo, una bella confraternita, adesso proprio vittico, sopra un anno, si incomincia adesso planetto, come hanno su confrati mio, e poi seguire fino a sbasciuso. Insomma, su dovere nostro, su compito nostro, è questo di portare avanti queste tradizioni, di seguire la santa, tutto questo, insomma, è un orgoglio per noi e posso agitare pure.